Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Fondi dell'Unione Europea destinati all'assistenza per gli anziani finiti invece nelle tasche di dirigenti e funzionari dell'ASP di Catanzaro. 2 arresti, 7 indagati, un sequestro di beni per 300.000 euro, l'operazione della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura della città capoluogo. I soldi destinati agli anziani finiti nelle tasche dei dirigenti e dei funzionari dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, una brutta storia scoperta dopo una lunga e complessa indagine. La verifica dei bandi e documenti da parte della Guardia di Finanza, 2 i dirigenti dell'ASP della città capoluogo arrestati e sospesi oggi dal servizio, altri 7 tra dirigenti e funzionari indagati, in tutto 12 le persone coinvolte nell'inchiesta coordinata dalla Procura di Catanzaro. Per tutti l'accusa a vario titolo per concorso in peculato aggravato e favoreggiamento personale, oltre 300.000 euro di beni sequestrati. Nel corso della conferenza stampa ricostruita dal procuratore Gratteri la rotta delle risorse spese per le vacanze e non per l'erogazione dei servizi. Ci ha colpito perché si trattava di un progetto con fondi europei destinati a migliorare la qualità della vita degli anziani che si curano a casa, informatizzando questo progetto l'assistenza agli anziani. Quindi ci ha particolarmente colpito e da una parte disgustato a capire questa arroganza, questa spregiudicatezza nel utilizzare fondi europei destinati agli anziani per poi andare ad esempio con la famiglia, andare in Spagna a villeggiare. Il progetto dunque è rimasto sulla carta. Abbiamo verificato addirittura attraverso le intercettazioni telefoniche che quelle pezze giustificative, così venivano chiamate dagli stessi indagati, che servivano a supporto della legittimazione del lavoro, venivano realizzate ex post. Quindi evidentemente in assenza di questo dato importantissimo, il dato intercettivo, noi avremmo trovato una documentazione che forse avrebbe potuto ingannare chiunque. Ma grazie a queste che possiamo definire tra virgolette confessioni stragiudiziali, perché ci si metteva a tavolino e si decideva quante ore bisognava far risultare in quel giorno, quante ore in quell'altro giorno, e addirittura si proponeva per i futuri progetti di adeguare il compenso non ad orario ma ad obiettivo. Sicuramente un'attività che in realtà non è stata svolta. Dei compensi che sono stati lucrati tra virgolette indebitamente in pregiudizio della collettività e sicuramente nella necessità di una polizia giudiziaria adeguata che sappia interpretare questi fenomeni. Ai domiciliari sono finiti Giuseppe Romano, 54 anni, referente del progetto dell'ASP, che avrebbe ottenuto la liquidazione delle indennità fuori busta paga con il concorso di Ieso Rocca, 49 anni, sottoposto alla stessa misura cautelare.